Buongiorno, benvenuti al 57° concorso nazionale corale Trofei Città di Vittorio Veneto. Benvenuti, la manifestazione è organizzata dal Comune di Vittorio Veneto e realizzata con il patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Treviso, il contributo di Feniarco, ASAC, sezione Coro ANA di Vittorio Veneto. Un ringraziamento speciale va alla Banca di Credito Cooperativo Prealpi San Biagio, che anche quest'anno ha sostenuto il concorso di Vittorio Veneto, e allo sponsor Prosecco Doc Italian Genio, consorzio di tutela della denominazione di origine controllata, per aver reso possibile la realizzazione di questa manifestazione. Si ringraziano i qui presenti in sala, il direttore artistico, il maestro Carlo Berlese, la giuria del concorso con il maestro Pierluigi Comparin, il maestro Marco Berrini, il maestro Sandro Filippi, il maestro Elena Sartori e il maestro Paolo Zaldron. Ascolteremo ora la categoria A, Polifonia Sacra a Cappella originale d'autore. Il primo coro ad esibirsi sarà Ensemble in Contrat di Fontana Fredda. Direttore Roberto Brisotto. Presenta un programma dal titolo Melos gregoriano ed antica modalità nella produzione corale italiana contemporanea. Buon ascolto.
Ascolteremo ora il gruppo vocale B Quadro di Verona. Direttore Giuseppe Manzini. Presentano un programma dal titolo Maria, Vergine e Madre. Buon ascolto.
Ascolteremo ora il terzo gruppo, il gruppo vocale femminile Primorsco di Trieste, direttore Alexandra Bertrot. Presentano un programma dal titolo La lode si innalza da ogni popolo. La lode a Dio e Maria non conosce confini. Il canto è teso verso il cielo e la lingua aiuta a formulare la preghiera. Buon ascolto.
Ascolteremo ora il quarto gruppo in gara, gruppo vocale Garda Trentino di Riva del Garda, direttore Enrico Miaroma. Presentano un programma dal titolo Meditaciones Sacre. Buon ascolto.
Prima della prossima esibizione facciamo qualche minuto di pausa. A dopo.
Procediamo con la categoria A. Il prossimo coro ad esibirsi sarà il coro Vox Viva di Torino. Direttore Dario Piumatti. Presentano un programma dal titolo Lo sguardo di Maria. Buon ascolto.
Ora, per evitare che il suono delle campane di mezzogiorno interrompa l'esecuzione del programma del prossimo coro, facciamo pausa e riprenderemo subito dopo il suono delle campane. Grazie.
Riprendiamo con il sesto coro in gara, coro L'Amanda di On, direttore Nicola Forlin. Presentano un programma dal titolo Pulcra ut luna electa ut sol. Buon ascolto.
Ascolteremo ora l'ultimo coro in gara, il coro Il Calicanto di Salerno, direttore Silvana Noschese. Presentano un programma dal titolo Sempiterna Lux, dall'oscurità alla luce. Buon ascolto.
Grazie a tutti. Ora la giuria per deliberare si ritira al Teatro da Ponte, per cui poi le graduatorie verranno esposte al teatro e dichiarato tutto in teatro. A dopo.